Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Prosegue il nostro appuntamento con la rubrica Sarà Serie A. Questo appuntamento del mercoledì in cui cerchiamo di darvi qualche informazione in merito al mercato, alle squadre che si vanno pian piano componendo di questo splendido sport che è la pallavolo. Oggi pomeriggio abbiamo due giovani, non che le altre non lo fossero, però due giovani pallavoliste. Una non lo è più, però io la considero pallavolista perché è veramente giovane, e stiamo parlando di Giulia Pisani, l'avete letto nei nostri post, nei nostri social. E ovviamente oggi con noi abbiamo Giorgia Zannoni, ne acquisto della Unity Work Boost Arsizio, quindi se ci sono le ragazze le facciamo accomodare subito, così cominciamo la nostra chiacchierata. Eccola qua. Ciao Giorgia. Ciao. Ciao Giulia, due bei volti, belli sorridenti, belli freschi, allegri. Come state ragazze? Bene? Bene, bene. Tutto bene, grazie. Perfetto, perfetto. Allora Giulia, io comincio la mia piccola chiacchierata con Giorgia, le chiederò insomma di questo suo neopassaggio, la nuova casacca che vestirà, insomma come è stato l'anno trascorso a Cuneo. Qualcosa me l'ha detto nel backstage che tutti quanti si sono presi il Covid indistintamente, cosa che last minute purtroppo è accaduta anche a Giulia, che con grande rammarico ha dovuto rinunciare alla Super Finals di Champions, però ho detto a Giulia quel giorno che l'aspettano tante bellissime telecronache e quindi avrà modo di rifarsi in futuro. Per cui ti lascio un attimo lì Giulia e comincio la mia chiacchierata con Giorgia. Intanto Giorgia, sei contenta perché insomma sei approdata ad una squadra che ovviamente ha un blasone abbastanza importante. Giulia in quella squadra tra l'altro c'è anche stata, conosce l'ambiente e sa quanto è bello vivere e respirare l'aria di Busto, laddove ci fosse il pubblico, anzi ci auguriamo che prima o poi ci torni, ecco, il pubblico. No, io sono contentissima, sono veramente contentissima, so che è un grande passo in avanti, un grande salto in avanti, ma sono davvero, davvero felice. Tutti mi avevano parlato di questa società in modo splendido. Io ho avuto l'occasione di essere andata su la scorsa settimana perché per vedere tutte le cose, per conoscere un po' tutte le persone che lavorano lì, e devo dire che le mie aspettative sono state anche superate, perché è veramente un ambiente, mi ha dato l'impressione di essere super familiare, di sentirmi subito come a casa, quindi secondo me questo l'aspetto anche umano così è fondamentale per come sono fatta io, oltre all'ambito appunto pallavolistico, anche tutto il contorno, quindi incominciamo benissimo. Sì, diventerai anche tu un'amica delle farfalle, ovviamente. Poi è la grande caratteristica un po' del mondo del volley, ecco, quello di accogliere le ragazze come se fossero un po' delle figliuole. Per cui, insomma, mi senti Giorgia? Ok, perché non so cosa sia successo. Ok. Prima della diretta ho detto finalmente una connessione perfetta e guarda, me la sono no, dicevo che fondamentalmente è un po' la caratteristica del mondo del volley e dei suoi appassionati, quella di far sentire tutte le giocatrici un po' a casa, no? Però credo che veramente il Busto, un po' come Cornellano, insomma, quelle città o quei posti dove la pallavolo è particolarmente sentita, credo che sia veramente un po' spiccato questo senso dell'accoglienza, per cui sicuramente ti troverai benissimo. Tu ovviamente erediti un ruolo importante, no? Vestito da Giulia Leonardi, che ha deciso momentaneamente, non sappiamo, di prendersi un attimo di riposo dopo tanti anni, e quindi sai che insomma ti aspetta una bella sfida.
Tutti mi fanno questo, mi chiedono, no, come sarà il passaggio, prendere l'eredità di una giocatrice così. Io devo dire che più che, tanti mi hanno chiesto, ma sei spaventata, questa cosa più che spaventata sono davvero onorata. Giulia per me è stato un esempio, l'ho sempre guardata in televisione perché dopo lei gioca in Serie A da anni e io sono proprio una neo entrata in questo ambiente, quindi l'ho sempre seguita fin da piccina e il fatto che loro abbiano pensato a me come la sua sostituta mi rende molto orgogliosa. Non è facile perché poi è ovvio che non sia semplice, però sono davvero carichissima per questa nuova avventura e poi credo che... Eh? Sei carica a pallettoni. A palle sì, assolutamente, assolutamente. E poi, vabbè, credo che anche lì per l'ambiente che c'è, quando uno cerca di dare sempre il massimo, di non mollare mai, anche se all'inizio non sarà magari semplice, no? Percorrere quello che ha fatto lei e vivere un'esperienza come l'ha vissuta lei, io sono sicura che mi impegnerò, darò tutto quello che ho. Poi come andrà, però quello è l'importante. No, ma io vedo, guarda, sono molto tranquilla perché veramente nel caso specifico di Busto Arsizio, insomma, è molto favorevole all'ingresso e all'arrivo di nuovi personaggi e soprattutto vedrai che quando tornerà tutto il pubblico a Busto e avrai tutto quel tifo, vedrai che prenderai anche 2 o 3 palloni in più che sicuro, perché funziona così lo sport. Esatto. La Giulia ha approfittato di quella roba, è migliorata col pubblico di Busto, non era così forte quando ci è arrivata, no, scherzo. No, però vabbè, quello sicuramente. Senti, ma tu che sei di Chieri, no? Ovviamente non ti sarebbe piaciuto, come dire, rappresentare la tua città? Perché so che sei originaria di Chieri e quindi chiaramente anche a Chieri esiste una realtà molto bella, però vabbè, dai. Ma era occupato, come dire. Esatto, non c'è stata mai l'occasione, diciamo così, però in un futuro assolutamente mi farebbe piacere. Beh, sei giovane ai tempo, non c'è problema. Sì, dai. A parte che devi rimanere il più a lungo possibile a Busto, insomma, ci devi ancora arrivare, quindi... Sì, no, infatti. Raccontami un po' invece di Cuneo, che è una città fondamentalmente che quando giocavo io a pallavolo era molto famosa per la pallavolo maschile, lì c'è stata una tradizione di volley maschile veramente molto importante per tanti anni, invece in quest'ultimo periodo si sta facendo strada anche la squadra femminile, per cui com'è andata quest'anno? Ma a Cuneo io sono stata bene, perché loro sono una realtà giovane, nel senso che hanno intrapreso questo percorso nella pallavolo femminile non da tanti anni e sono ai vertici della pallavolo non da tanto, però hanno trovato secondo me un giusto equilibrio. Poi la città vive di pallavolo da anni, quindi c'è una storia dietro e questo si sente anche giocare in quel palazzetto con il tifo di persone che comunque conoscono la pallavolo perché la seguono da anni e quindi è bello giocare a Cuneo, è bello, io sono stata benissimo, li ringrazierò sempre perché loro sono i primi ad aver creduto ovviamente in me, perché prima non avevo mai giocato da titolare in Serie A, quindi loro mi hanno dato questa grandissima opportunità e sarò sempre grata a Cuneo per quello che mi ha dato e per quanto io sia cresciuta insieme a loro, ecco questo sicuramente. Quanti anni hai tu, Giorgia? 23. Oh, 23, quindi un pensiero alla nazionale è giusto che anche tu lo faccia. No? Sì.
Eh beh, certo, certo. Esatto, anche perché io sto guardando in questi giorni un po' di VNL quando posso e vedo insomma questa nazionale sperimentale, no, che si sta cimentando comunque con formazioni di grande livello, anche perché molte delle squadre hanno portato le formazioni titolari, quindi come vedi eventualmente un tuo, cioè, quest'anno a Busto ti servirà anche per farti notare? Sicuramente, io anche le sto seguendo, hanno fatto questa squadra molto giovane, questa squadra mentale, come hai detto bene tu. È ovvio che confrontarsi così a questi livelli non è semplice, quindi magari è giusto anche che facciano un po' fatica in alcuni momenti, però sono fiduciosa. Credo che io, vabbè, ho la speranza, ma come tutte le giocatrici, no, io ho avuto la possibilità di vestire la maglia della nazionale, ho fatto tutte le nazionali giovanili e chissà se Certo. riuscirò a rindossarla, ecco. No, facciamo in bocca al lupo sicuramente, insomma, dai, poi quando ne riparleremo, ci diamo appuntamento tra qualche tempo e vediamo se Va abbiamo vinto bene, se abbiamo vinto la scommessa. va Ascolta, bene. Giorgia, quest'anno è stato un campionato, vabbè, difficilissimo ovviamente, che tra le altre cose voi siete stati tra i primi a essere massacrati tutti con il Covid. Poi piano piano vi siete ripresi, avete fatto anche un bel campionato, un discreto campionato. Qual è stata la partita più difficile che hai dovuto giocare? Quest'anno? Ma allora, quest'anno siamo state sfortunatissime perché abbiamo avuto il Covid per prime e tutte quante e poi questo ha portato dei problemi fisici, infatti purtroppo questa stagione si è fatta male la Alice De Gradi subito dopo il Covid e poi la banda che era arrivata per aiutarla, anche lei si è rotta il crociato anche lei. E lì in quel momento, dopo che avevamo partite benissimo, poi Covid, poi ci eravamo di nuovo riprese, poi infortuni, poi alti e bassi, ecco la partita quando si è fatta male la seconda giocatrice è stata proprio dura. Cioè lì abbiamo passato dopo, la settimana dopo da dire ma perché? Cioè proprio giù. Però ecco, la partita quella lì contro Scandicci è stata durissima, proprio dal punto di vista emotivo. Immagino, immagino. Senti, ma e gol a parte, che è un discorso a parte, c'è una giocatrice che ti fa, cioè, che ti è difficilissimo difendere, che non capisci dove tira, che fai fatica a individuare le direzioni, perché ci sono quelle atlete che nascondono la palla fino all'ultimo momento? Ma allora, secondo me in questo momento, da questo campionato qui, chi è stata bravissima è stata la Caterina Bosetti. Secondo me quest'anno è stata una delle migliori in assoluto, perché ha tantissimi colpi, nasconde benissimo, tecnicamente È vero. fortissima, e quindi sicuramente lei è una delle più complicate. Ok, sono d'accordo con te anche perché anche lei è reduce veramente da un bruttissimo infortunio e mi dispiaceva tanto perché ovviamente insomma della famiglia era l'unica che insomma giovane che si stava facendo un mazzo, no, per venire fuori e gli ha fatto questo infortunio brutto, invece adesso si è ripresa e sono davvero molto molto contenta che lei abbia ripreso a giocare a questi livelli, anche perché noi, e parlo di noi come nazionale, di un posto 4 che sappia fare tante cose, ne abbiamo veramente molto bisogno. Tu quest'anno giocherai con sua sorella. Sì, giocherò con Lucia. Non vedo l'ora di conoscerla perché anche lei è un pilastro della pallavolo italiana. Esatto. Anche se non è un libro, ma del suo modo anche di stare dietro, di stare in campo in seconda linea, sono sicura che prenderò tanti spunti anche da lei, quindi non vedo l'ora di conoscerla. Brava, tu sei brava, così devi essere, devi guardare chi fa bene, perché poi quello ti porta sicuramente a fare quei piccoli salti di qualità che ti servono poi per andarti a guadagnare
quel famoso posto di cui stavamo parlando prima. Certo. Ascolta Giorgia, ma tu quest'anno fondamentalmente dopo questo campionato che si è concluso e quello che andremo ad affrontare da ottobre, come lo vedi? Lo vedi più equilibrato? Lo vedi sempre con Conegliano lanciatissima, difficile da raggiungere? Come lo intravedi? Secondo me in questo momento Conegliano è ancora un passo avanti, perché poi stanno mantenendo sempre le loro giocatrici che hanno fatto la storia e che distinguono secondo me la forza di Conegliano. Finché rimangono loro, finché rimane il loro modo di giocare così improntato, è difficile competere con loro in questo momento, secondo me. Anche Novara può fare bene, secondo me la seconda sarà Novara, perché già quest'anno è cresciuta tantissimo, soprattutto nella parte finale, nell'ultima serie con Conegliano, e Bosetti ha preso tantissima sicurezza, anche Herbot, cioè le bande loro hanno giocato benissimo, hanno dei centrali secondo me tra i più forti che abbiamo nel campionato, quindi secondo me Novara potrebbe riconfermarsi come seconda. Io sono curiosa di vedere questa incognita Carpurt, che già sono per come si presenta nel suo stile, con questo cappello che ho visto ieri di un colore indecifrabile, no, di che sono tutti un po' così, hai capito? Devo individuarla, però sono curiosa di vederla giocare. Devo dire, ho due curiosità quest'anno veramente grandi: vedere la Carpurt nel campionato italiano e rivedere Valentina Diouf e cosa le insegnata questa Corea, capito? Questa cosa mi incuriosisce veramente tanto, però dai, secondo me sarà un campionato bello, e tu con tua Busto, che comunque è sempre ambiziosa, ti divertirai. Giorgia, ti faccio riposare qualche secondo perché adesso coinvolgo Giulia che ha ascoltato con attenzione. Giulia, intanto tu che la conosci bene perché l'hai commentata tante volte, Giorgia, pensi che insomma il biglietto da visita per entrare a Busto, lascia passare per entrare a Busto, è tranquillo, ce l'ha lei? Beh, io penso assolutamente di sì. A me aveva stupito tantissimo perché penso che ha appreso davvero un sacco da Stefania Sansonna e penso che questo le sia servito anche nelle annate a Cuneo. A mio avviso quest'anno ha fatto davvero un'annata spettacolare e si è visto finalmente un ruolo del... Si è bloccato. Mi vedi? Mi sentite? Ogni tanto ti blocchi e quindi faccio... Vai. Mi dispiace, scusate. No, tranquilla, ti sento. E dicevo, secondo me non solo nella fase di ricezione ma anche di contrattacco è stata davvero importante quest'anno. Allora dai, tranquilla, Giorgia, tranquilla, non preoccupare, andrà tutto bene, come un anno e mezzo. Ok. Senti, invece Giulia, ma te sta pallavolo non manca, che ti sei ritirata veramente da giovane, che poi io mi devo ancora capire, ma perché hai abbandonato la pallavolo così presto? Che ti potevi divertire ancora un po'? Ma guarda, io ti dico, mancare manca perché l'ho sempre definita un po' come una malattia, ma una malattia bella, che fa bene. Non a caso ho iniziato e alleno, faccio da direttore sportivo, commento, cioè sono rimasta nell'ambiente. Perché non te ne puoi sbarazzare. La mia è stata un po' una decisione dettata purtroppo da un infortunio alla spalla che tutt'oggi non ho proprio risolto a pieno, e poi dal fatto che ho iniziato davvero molto presto e è stata sempre molto protagonista la pallavolo ovviamente nella mia vita. Sentivo il bisogno di fare altro anche e non ho mai giocato per soldi ma solo per grande passione, grande amore verso questo sport
e quindi penso assolutamente che le cose, io me ne sono sempre sentite da dentro e penso che era venuto il momento. Ok, perfetto, se non hai rimpianti, se sei tranquilla, allora è a posto, no? Perché poi mi ricordo anch'io quando avevo smesso, solo che io ho smesso insomma qualche anno più tardi rispetto a te, perché avevo 36 anni quando ho smesso di giocare e poi ho iniziato la mia avventura da opinionista, no? Tutti che mi chiedevano ma ti manca, ti manca? Io dicevo ragazzi come ve lo devo dire? Non mi manca, cioè, no, non ce la facevo più ad andare in palestra perché io ovviamente che ho cominciato ad avere problemi fisici da quando avevo 18 anni, ho 4 interventi alle ginocchia, l'intervento alla spalla, la schiena che non andava bene, quindi dovevo ovviamente ogni mattina trovare un motivo per andarmi ad allenare. E quindi sono arrivata, devo dire, però ho pensato spesso a te, ho detto, perché magari mi è capitato di commentare qualche finale bellissima, no? Tra europei, mondiali, olimpiadi, e quando ero lì la voglia di stare in campo, accidenti, c'era e tanta, no? E quindi dico, magari a Giulia questa cosa manca, perché è veramente giovane, se ti guardo in faccia vedo che sei, insomma, la tua amica che sta al piano di sopra, Giorgia, non è che si differenzi molto dalla tua faccia, per cui, però se sei felice, dai. Sì, ti dico, ho trovato sicuramente un altro sport che è quello del beach volley, che quando posso, ora vedremo se riuscirò a conciliarlo col lavoro, mi riesce comunque a dare una scarica. E quindi continuo ma in maniera differente. Senti, ma parliamo del tema caldo, di queste Olimpiadi. Allora, siete pronti per seguire queste ragazzotte? E soprattutto ti chiedo, che sensazioni hai, Giulia, su questa nazionale? Bah, io ti dico, cioè tanto ho sentito anche il presidente Manfredi quando fa qualche dichiarazione, c'è un po' di superstizione nello spingersi a dare dei giudizi, dei commenti. Io penso che davvero questa nazionale ci possa regalare tanto, ci possa dare veramente, ci possa portare sul gradino più alto. Penso che non ci si debba nascondere. E siamo pronti, siamo tanto emozionati, sia io che Marco, insomma, di intraprendere questa avventura. Io, quando mi era stato annunciato già lo scorso anno della partecipazione, non sai quanto pianto, perché penso che per un giocatore andare alle Olimpiadi sia il sogno di una vita, di una carriera intera. Io non me lo sarei mai aspettato come giocatrice, figuriamoci sotto altre vesti, quindi sarà davvero una grandissima emozione. L'unica cosa che mi dispiace per te è che non ti sarà concesso probabilmente, ecco, a parte che vabbè, durante le Olimpiadi manca anche un po' il tempo, devo dire la verità, per andarsene in giro, però siccome devo dire la verità, non lo so, tu ci sei stata in Giappone? L'hai già visto il Giappone? Aspetta, scusa, ti ho perso. Ti stavo chiedendo se sei già stata in Giappone. No, mi pare proprio di no, anche con la nazionale sono andata in Cina, sono andata in Cina a Taipei, il Giappone penso che mi manchi, anzi, sicuramente. Guarda, dicevo quello, insomma, che l'unico peccato è che saranno queste Olimpiadi blindatissime e non ti daranno la possibilità, ecco, di vivere l'Olimpiade anche fuori da un palazzetto, perché è una sensazione bellissima, no? Io, avendone fatte 3, questa quella di Pechino, di Londra e di Rio, il bello era anche fuori. Però insomma, visto e considerato che se proprio, cioè, è preferibile comunque andarle a fare in ogni caso, anche se starete chiusi dentro i palazzetti giapponesi, portati le coperte, perché fa un freddo cane dentro. Va bene. È una roba che non si sopporta, te lo dico, in Giappone poi sparano quest'aria condizionata a 1 milione e tu ghiacci perché sei lì, quindi copriti bene, mi raccomando. Senti, no, ti volevo chiedere invece, seguilo, guarda, mi ringrazierai quando torni, perché ci incontreremo e mi dirai mi è servita la giacca, mi è servita la giacca. Ok.
Senti, invece tu questo campionato che hai commentato, secondo me forse è stato uno dei più belli degli ultimi anni, no? Ti aspettavi ovviamente che si potesse risollevare alla fine Novara oppure pensavi che in finale ci potesse arrivare qualche altra squadra? Ma per come si era messa, a un certo momento pensavo davvero che Busto potesse fare lo scherzetto a tante squadre, perché da dicembre a poi gennaio-febbraio sembrava tutt'altra squadra. Novara si è dimostrata nel corso del tempo davvero un'ottima formazione. Forse mi aspettavo un qualcosina di più, magari una gara 3 contro Monza che non c'è stata, però tutto sommato penso che soprattutto gara 1 contro Conegliano sia stata una delle partite più belle della storia della pallavolo, davvero 2 ore e mezza, non lo so quanto, forse 3 anche di puro gioco di altissimo livello. Sì, no, infatti è una cosa strana perché io non ero a casa quella sera, no? E quindi ero a casa dei miei nipoti che avevo cenato, però sai che c'era il coprifuoco, bisognava tornare a casa alle 10, no? E allora stavo guardando la partita e mi sono trattenuta un pochettino più a lungo a casa loro, ho detto vabbè dai, mi fermerà la polizia per 200 metri per tornare a casa, no? E quindi sono rimasta un pochettino di più. Poi nel frattempo sono andata a casa e ho detto vabbè la partita sarà finita, eravate ancora lì a commentare il 2-1 se non sbaglio, c'è stata ancora un'ora di partita da vedere per 40-38. Vabbè, fantastico, uno sport da pallavolo meraviglioso. E invece chi vorresti tu invece nel campionato italiano di giocatrice per innalzare ancora più il livello, visto che insomma arriva la Caracuta, arriva Natalia, arrivano un po' di giocatrici, chi ti piacerebbe vedere nel nostro campionato? Ma guarda, io non ho visto, diciamo, non ho giocato contro sia in nazionale, quindi sarebbe un po' anche un sogno, e vedere Sheila o vedere Jacqueline, insomma, mi piacerebbe davvero perché secondo me adesso la pallavolo è molto fisica e invece queste ragazze hanno ancora una tecnica paurosa e davvero mi entusiasmerebbe tantissimo poterle vedere. Spero di poterle andare a vedere durante le Olimpiadi, magari vediamo perché no se ci giocherà l'Italia, ora non mi ricordo perfettamente il girone. E davvero loro due sono un po', io sono cresciuta che loro giocavano e quindi ti rimangono un po' questi miti. Certo, come no. Però ti divertirai anche a vedere la Gabi, che secondo me se parli di giocatrici tecniche, lei di tecnica ce n'è abbastanza. Lei l'abbiamo vista contro Vakif e l'ho vista a Busto perché poi purtroppo, come hai ricordato, non ho potuto fare la finale di Champions, è stato davvero un rammarico incredibile, però sì, lei ha anche un grande talento. Giorgia, e tu invece pensi che il libero più forte al mondo in questo momento sia sempre Mochi De Gennaro? Ti chiedo qualcuno del tuo ruolo perché sì, per me in questo momento sì, assolutamente. Poi la vedo così tanto spesso, no? Tutte le settimane e ogni volta resto sempre più stupita dal suo talento, quindi secondo me sì. La capacità di lettura, di non fare tanti sposti, sai, ci sono quei libri che si muovono un sacco, che fanno da una parte, da un'altra, no? Che alla fine sembra che dipendino, ma fanno più che altro molta conclusione. Poi è ferma, massimo un passo per approcciarsi. Sì, è come se già sapete prima, è incredibile. Sì. È vero, guarda, io credo che insomma abbiamo questa doppia coppia, questa coppia di giocatrici che probabilmente tutto il mondo ci invidia, no? Che è Gonu e ovviamente Mochi De Gennaro, dove intorno girano queste atlete veramente. A me la definizione di Davide Mazzanti mi è piaciuta un sacco, no? Della squadra di Conegliano riproposta anche alla nazionale, no? Dove sono tutte delle leader con le Gonu che è una frontman come cantanti che si esibiscono, e quindi secondo me
pur essendo una nazionale molto giovane, è già molto consapevole dei propri mezzi, e questo può servire, Giulia, no? Sì, assolutamente. Noi penso che la competizione maggiore in nazionale appunto riguardi quello che era il mio ruolo, ovvero quello del centrale. Secondo me a oggi abbiamo tranquillamente anche lì dei centrali più forti al mondo, e il ruolo, mi riallaccio proprio al discorso che dicevi di Mochi, proprio perché lei non è per niente scenografica, no? E lei è davvero precisa, attenta, sa già dove posizionarsi, e è sempre stata una delle cose che mi è sempre piaciuto in lei. Ragazzi, allora tifiamo per questa nazionale, perché è vero, magari ne stiamo parlando anche un po' troppo, però è normale che sia così, perché insomma ogni volta che ci capita l'opportunità di avere una nazionale che può farsi valere, insomma, ci dobbiamo credere, perché i sogni si avverano soltanto se uno ci crede e spera fino in fondo. Quindi dobbiamo tutti quanti sperare che questa sia veramente l'Olimpiade giusta, perché noi è un po' di anni che la rincorriamo. Detto questo, che fate nelle vostre vacanze? Prima della partenza per il Giappone, e tu poi da chi eri, Giorgia? Che farete? Dove andrete? Mare? Mare, assolutamente. Adesso vado con Sonia e Alice De Gradi a trovare altre due nostre compagne, prima a Cipro, la Caterina Zaccheio, la centrale, e poi in Grecia dalla Stranzali. Quindi ci facciamo questi un po' di giorni tutte insieme, sì. La comodità di Vabbè, bel programma. Esatto. Che giocano in posti strategici, capito? Va benissimo. Sì, sì, perfetto. Tu, Giulia, invece sei a casa tua? Io adesso sono a Siena, nella società dove lavoro, e avrò, diciamo, un po' di lavoro da fare. C'è il mercato per la nuova stagione, e quindi tutto giugno, inizi luglio sarà davvero molto concentrato. Poi avrò il mio camp estivo di pallavolo nelle prime settimane di luglio, poi si parte, poi vediamo, magari un po' di mare a agosto, c'è tempo. Perfetto, dai, perfetto. Allora, ragazze, come al solito, insomma, è scaduto il tempo a disposizione, mi ha fatto veramente molto piacere chiacchierare con voi. Ovviamente alla Giorgia faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa bella avventura che si appresta a vivere. Grazie. Alla Giulia invece auguro davvero una bellissima trasferta ricca di belle sensazioni, perché poi insomma le Olimpiadi è un po' come per i giocatori, non passa sempre, no? E quindi bisogna approfittare. Per cui in bocca al lupo anche a te, Giulia. Grazie mille, grazie mille. E con entrambe ci rivedremo all'inizio del prossimo campionato, insomma a settembre giù di lì ci ritroviamo, e insomma sperando di ripartire con un'altra bellissima stagione. Ragazzi, allora anche questi 30 minuti con queste due ragazze sono finiti, sarà Serie A, termina qui anche oggi, per cui noi ci vedremo ancora mercoledì prossimo. Ovviamente stay tuned, così vi facciamo sapere anche quali saranno le nostre gradite ospiti la settimana prossima. Ok, grazie a tutti e buon proseguimento. Ciao ciao. 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 Ciao.